in fase di costruzione l'area vasta del Medio Polesine, come emerso lo scorso 8 settembre a Lendinara. Sono contento questa sera perché finalmente si parte con una certa operatività. I sindaci del territorio iniziano a ragionare su area vasta, non più per singolo comune, non si parla più dei singoli interessi, ma si parla di interessi collettivi, di interessi di tutta la comunità territoriale. Questo è un primo passo per uno sviluppo finalmente omogeneo del nostro Alto Polesine, in modo tale che riportiamo sul nostro territorio sia l'occupazione che l'industria e finalmente anche il turismo. Ho partecipato a questa serata con molta attenzione perché l'idea che ne è uscita è proprio quella di valutare un territorio in modo molto più chiaro e vasto, considerando che le potenzialità di questo nostro Polesine devono essere valorizzate lavorando in rete per promuovere progetti condivisi e che abbiano la massima attenzione ai cittadini e al rispetto dell'ambiente e del territorio. Il progetto di cooperazione lo dobbiamo creare noi, dobbiamo veramente decidere una cabina di regia, partire perché ormai il tempo è scaduto. Quindi con questa sera diamo inizio a una nuova epoca, una nuova era. Il sindaco di Lendinara si è preso già l'impegno di coordinarci, sceglieremo un regista e andiamo avanti. Ci auguriamo veramente che la cooperazione, questi motivi nuovi, questi incontri che ci sono stati, anche l'iniziativa del sindaco Viaro di questa sera, insomma, possa dare e creare nuovi orizzonti. Ho partecipato molto volentieri a questa serata perché ho capito che anche gli amministratori a noi vicini condividono tutti questi temi di cooperazione per quanto riguarda i territori e i comuni, che ormai sono diventati temi che non sono più un'opportunità ma rappresentano ormai una necessità per portare avanti gli interessi delle nostre comunità e delle nostre collettività. Pertanto se vogliamo pensare a un territorio e soprattutto il Polesine che sfida ovviamente altri territori all'interno dell'Europa, dobbiamo solo pensare a cooperare insieme in una maniera più efficace sicuramente all'inizio e efficiente. Saranno incontri itineranti. Partirà Lendinara con questa azione di coordinamento, sicuramente poi a rotazione ci sarà questo interscambio, una suddivisione di ruoli per fare in modo che questa area vasta decolli non più a livello solo progettuale ma a livello concreto e di risultati, soprattutto per chi poi ci aspetta al varco, che è il cittadino che aspetta da noi risposte. Non si tratta dunque di fusione fra comuni, ma è in atto una serie di confronti che potrebbero portare a novità importanti sulla scia di una rinnovata comunione di intenti fra amministrazioni, con un superamento del problema culturale della visione campanilistica che ha contribuito all'arretratezza del territorio. Durante l'incontro è stato descritto il progetto Insight Terre Svelate, patrocinato dal Lions Club di Badia Polesine Adige Po. Il progetto è curato da Coop Services, che ha anche collaborato con il comune di Lendinara per la realizzazione dell'incontro. Coop Services si presenta come un'agenzia di promozione del territorio dell'Alto Polesine e della Bassa Padovana per l'acquisizione di finanziamenti adottando la strategia della cooperazione territoriale. Una serata molto importante perché ho trovato una convergenza in molti sindaci rispetto a una progettualità condivisa, la quale viene letta come ultima possibilità per poter realizzare un governo sul territorio. Viabilità, cultura, economia e valorizzazione del territorio sono alcuni dei temi su cui si vuole lavorare assieme per attrarre investimenti nell'area polesana. Quello che hanno esposto gli amici qui per l'area vasta questa sera è un'iniziativa molto importante, bisogna essere molto attenti, abbiamo della concorrenza anche straniera che si cementa su questo tema qui, però è una formula che può valere. Bisogna stare molto attenti che dopo aver creato il contenitore ci sia anche il contenuto, pertanto grande attenzione all'esigenza degli imprenditori piccoli, medi e grandi se vogliamo avere un successo. Si attendono dunque risultati importanti da questa discussione sulle nuove opportunità. Si tratta di avviare nuove collaborazioni e allo stesso tempo fare economie di scala, ragionando in un'ottica di territorio.